Lo si sa che un imprenditore certo non può cullarsi sugli allori, quindi deve pensare, soprattutto nei momenti in cui ha fortuna, a sviluppare altri mercati. Quale può essere la prospettiva per lei? Ci sono altri prodotti sui quali può cimentarsi, non solo gli astucci per occhiali? Sì, certo, indubbiamente noi abbiamo le possibilità e le capacità di poter sviluppare prodotti alternativi o all'interno della stessa astucceria, quindi diversificando l'oggetto ospite del nostro astuccio, oppure anche su lavorazioni limitrofe che comunque cerchiamo di concentrare nel nostro Made in Italy. A noi è molto caro il Made in Italy e approfitto dell'occasione per citare le ultime cose realizzate. Stiamo producendo in questo periodo delle aste rivestite in pelle, una lavorazione molto difficile che ci ha portato via parecchi mesi di ricerca, che ci sta dando molte soddisfazioni. Il nostro personale ha bisogno sempre di produrre e penso che questa sia una necessità un po' per tutte le imprese. Chi è in produzione e l'operaio ha bisogno di produrre, se no perde manualità. Questa è stata un'occasione per mantenere in allenamento i nostri produttivi e darci comunque un prodotto veramente di elevata qualità.